Signore e signori, Bachisio Bandinu. Salute a tutti cantos. Ha pinteso una ocche, ma come custa che ha scritto un romanzo che le fa che è presidente della regione. E te malebata? No, pro narrere, ma non abbiamo nato che sente comune, intrati in politica, s'impiegato, s'operaio. E voi hanno bene, ma questa però che ha scritto un romanzo e bitorrat. Se noi ha scritto un romanzo, tanto si può candidare. Ma se commenta ha scritto un romanzo, non hanno bene. Questo è un arreglio che non ho compreso bene, non vi arrivo, ma vorrei partire proprio da questo, il romanzo. Mai come in questo momento in Sardegna abbiamo bisogno della narrazione, di raccontare la nostra storia, il nostro presente, il dramma che viviamo. Mai come in questo momento è bene ascoltare e dare voce a tutti i racconti che drammaticamente viviamo ogni giorno. E dunque proprio il romanzo, proprio il racconto, questa soggettività di raccontarcela noi la storia nostra, il farsi della storia nostra oggi. E raccontare vuol dire operare. Il mio motto è: le cose si dicono facendole e si fanno dicendole. E dunque questo inizio di impegno politico di Michela Murgia è proprio una parola e una scrittura. Scrivere questo nuovo romanzo della politica operativa, realizzativa. Ha inteso una terocche, ma custa i tennischi di politica. Ite che narrare sapere di politica. Io ho paura che molti di voi credano che esista un sapere di politica, cioè che esista, per esempio in me, un sapere già supposto, già dato, confezionato, un mio sapere dell'intelletto che sa di politica. È un capitale finanziario, intellettuale, che attende l'entrata in politica per spenderlo, perché già esiste questo capitale. È una fantasmatica, non ce n'è capitale di sapere politico. È un inganno che sento dire diffusamente. Seppure esistesse un sapere politico, è fede nella Sardegna, speranza di un cambiamento e amore per i sardi. Amore per Antonio, per Giovanna, per Carla, per Andrea, non solo genericamente per la Sardegna. Sapere di politica significa, seppure esistesse questo verbo, sapere, ascoltare le voci, sentire domande, dare risposte, operare perché questo sapere sia declinato nel fare, nell'esperienza quotidiana dell'impegno. Un'amica 15 anni fa
diceva: il mio leader è un animale politico. Ha portato il nostro partito da 9% all'11%. Ha fatto tacere quell'opposizione che gracchiava all'interno del suo partito ed è ora un leader unico e riconosciuto. E poi è la bilancia della politica sarda, perché pur avendo l'11% abbiamo rappresentanze come se avessimo il 25%. È un animale politico. Beh, animale forse sì. Ma politico non ne so sicuro, Metta, per quel che io credo nella versione greca di politica e di polis. Ho scritto un libretto, Post Indipendenzia, per sollecitare discussioni, per sciogliere e fugare alcuni luoghi comuni, per animare un dibattito, per una crescita della parola che per me è sempre impegno concreto, mai, come dire, letterario o astratto, è sempre la parola come fare. E potrei prendere tanti aspetti che ho toccato, magari approfondirne 2 o 3 con voi, ma voglio soltanto richiamare la vostra attenzione su un punto. Il territorio. Che cos'è il territorio? Cos'è questo corpo fisico, materiale, che è l'essere isola? Percorrerlo questo territorio col piede e col passo, abitarlo e osservarlo e amarlo e soffrire per vederlo martoriato. Questo corpo territoriale martoriato, avvelenato da scorie, da chi è venuto a prendere soldi e fuggire, avvelenato da esperimenti di guerra, da bombe di cui non si conoscono neppure gli effetti. E drammaticamente li abbiamo conosciuti, li stiamo conoscendo, solo grazie al coraggio di un magistrato di Lanusei. Altrimenti ci avrebbero sempre continuamente ingannato. E i te come questo che non pone in s'isola a Gardureo, che incomincia ad andare a Porto Turres e già sono che era arrivare a Lugudoro e poi magari a Sumarghe e pensa a Nugoro carchitretto. Ma non è nato che questo Gardureo non ha che bene su Icato. E noi sardi, bisogna dirlo, siamo un po' fegatosi, può darsi che carchi vantaggio non senza. Mai come oggi c'è una rapina del territorio in Sardegna, ben più di prima. C'è cioè una volontà di impresa, di investimenti, per occupare questo territorio, questo corpo territoriale dove noi viviamo, che è un corpo fatto di carne perché è abitato e parlato. E che bellezza queste pale eoliche nel Golfo degli Angeli o nella penisola del Sinis. E ogni torre a guadagnare 1 milione o 2 milioni di euro ai capitali internazionali. C'è una rapina del territorio oggi, in un'altra dimensione di turismo delle deroghe. Osserviamolo un perimetro con una barca intorno all'isola per vedere come è cambiata la facies della nostra terra. Bene, solo questo punto, porrei questo punto per un programma politico, il territorio della Sardegna.
come si diceva poc'anzi, l'acqua, la terra, il sole, l'aria, il fuoco. Il vento e il sole sono due risorse nostre regalataci, ce le stanno rubando, vento e sole. Io mi chiedo come si fa nel 2013, con l'esperienza storica nostra, ancora a sopportare questo. L'indipendenza non si ottiene concretamente col 5, col 10%. Però si può lottare strenuamente una lotta contro la dipendenza. E così allargare il campo anche a chi non è indipendentista, ma che matura per esperienza personale, familiare, comunitaria, contro le dipendenze che si presentano sempre in forma inedita e noi non capiamo, non sappiamo individuarle immediatamente, perché questo racconta la storia più recente di 50 anni. Non cogliamo i segni dei tempi, li cogliamo dopo per lamentarci. E allora allargare questo campo, io penso che siano tanti che possano lottare contro le dipendenze. Questa terra, questo territorio, lo vogliamo vivere. Casemos in domo nostro. Ed è un territorio parlato. Da Santa Teresa a Teulada è un territorio parlato in sardo, nelle diverse specificità e varietà. E un territorio parlato vuol dire che lo sviluppo e la crescita della Sardegna bisogna parlarla in sardo. E parlarla anche in italiano, e parlarla anche in inglese, e in arabo, e in russo, e in cinese. Ma la struttura interiore, direi inconscia, perché per la mia generazione l'inconscio è strutturato nella lingua madre, è fondamentale perché ne derivano effetti politici e economici precisi, perché ogni prodotto quanto più è identitario sardo, tanto più entra nel mercato mondiale. E dunque allora l'impegno, la lotta di ciascuno è come abitare secondo la qualità e lo stile questo nostro territorio.